Maltempo, Zaia scrive al Presidente del Consiglio Meloni e chiede sia dichiarato per il Veneto lo stato di emergenza nazionale, conta dei danni per una prima stima di almeno 100 milioni. Il viaggio tra la devastazione del Fortunale che in mezz'ora di vento e grandine ha letteralmente spazzato via un'azienda agricola di Dolo, il nostro reportage con il titolare. Nei giorni scorsi la forza del vento aveva fatto crollare un'impalcatura a Palazzo Ducale, appello del primo procuratore di San Marco Tesserina, a rischio c'è tutta l'area marciana. È ricoverato in prognosi riservata a Padova, ma non sarebbe in pericolo di vita il bimbo di 11 anni travolto da un'auto in corsa ieri sera a Dolo mentre era in sella alla sua bici. Lavoro sommerso e sfruttamento della manodopera, il bilancio delle Fiamme Gialle di Venezia, in tutta la provincia individuati 180 lavoratori irregolari. A Venezia e Mestre Centro dalle 23 stop alla musica nei locali, bar e ristoranti dovranno avvalersi di vigilantes contro schiamazzi e musica molesta. Federica Pellegrini in dolce attesa, la Divina ha confermato i rumor che circolavano da giorni con un video annuncio sui social accompagnata dal marito Matteo Giunta. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali ancora una volta il maltempo, perché la conta dei danni prosegue in tutto il Veneto, in particolare in provincia di Venezia, con il presidente della regione Luca Zaia che ha scritto al governo chiedendo venga riconosciuto lo stato di emergenza nazionale. Partiamo da qui. Una conta dei danni causata dal maltempo che in Veneto, secondo una prima stima, ammonterebbe a 100 milioni di euro e oltre. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, chiede al governo il riconoscimento per il nostro territorio dello stato di emergenza nazionale. Per questo ha scritto a Roma al presidente del Consiglio Meloni, al ministro della Protezione Civile, al capo dell'omonimo dipartimento, rispettivamente Musumeci e Curcio. A chiederlo con forza venerdì al tavolo del comune di Dolo anche tutti i sindaci della Riviera del Brenta con i consiglieri regionali e i parlamentari del territorio. Obiettivo: accelerare l'accesso ai rimborsi dei danni. Noi abbiamo bisogno dello stato d'emergenza nazionale, della nomina appunto di un commissario e della dedicazione mirata di fondi a ristorare situazioni come questa, aziendali praticamente a terra, ma soprattutto i tantissimi, in maniera diffusa e capillare, danni verso i privati. E anche oggi, dopo il Fortunale della notte, una trentina le chiamate in attesa di intervento da parte dei vigili del fuoco, soltanto tra Dolo, Stra e Fiesso, per copertura tetti, abbaini, pannelli fotovoltaici. Soltanto a Dolo, spiega il primo cittadino, ben l'80% della popolazione ha subito danni nel corso dei 4 Fortunali con grandine e vento fino a 150 km/h che dal 13 al 25 luglio ha funestato tutto il territorio. 5.200 nuclei familiari colpiti, chi la sola macchina, ma anche il tetto, ma anche gli impianti tecnologici. Ecco, una stima media di 10.000 euro a famiglia, a farla come dire, inferiore possibile. Voi capite bene di che cosa stiamo parlando, sono 53 milioni solo per Dolo per i privati. Per la provincia di Venezia anche oggi 3 le squadre di vigili del fuoco al lavoro con un'autoscala con la quale dal comando, insieme agli uomini della protezione civile, si è cercato di rispondere a tutte le chiamate di urgenza con le infiltrazioni d'acqua dal tetto, scantinati e garage per accumulo e difficoltà di drenaggio a causa detriti e fogliame. L'appello del primo cittadino di Dolo a chiunque dotato di buona volontà e mezzi possa prestare aiuto concreto. A partire da volontari con utilizzo di droni per monitorare i nostri edifici pubblici, piuttosto che invece a psicologi, piuttosto che invece perché esiste anche un problema psicologico di paura ogni volta che piove, ogni volta che vi è un lampo. Rimaniamo a Dolo per entrare in un'azienda agricola devastata. Ecco. Quelli sono i chicchi di grandine che sono arrivati in un vetro antisfondamento. Inizia da qui il viaggio tra la devastazione del Fortunale dello scorso 18 luglio, Dolo, azienda agricola Quaggio, realtà orticola a conduzione familiare di ben 5 ettari. Spinaci, insalatine, bieta, rucola, erbe da campo, tutto distrutto. Poi c'era della rucola. Si sente ancora il profumo. Sulla sinistra, ancora dell'insalatina sulla sinistra.
Qui i danni sono ingentissimi e ammontano a quasi 1 milione di euro. Sì, noi abbiamo stimato tra l'azienda circa 800.000 euro di infrastrutture, e sicuramente elettrico, idraulico e ferro e materiali. 50 anni di storia distrutti in un inferno di grandine e vento durato mezz'ora. Bisogna smantellare sicuramente tutto, considerare che questo tipo di protezione non serve più a niente e sicuramente coprire un po' di serre con strutture più solide, prevedendo questo tipo di situazioni. Questa azienda riforniva il mercato all'ingrosso di Treviso fino ai grandi mercati delle località turistiche, montane e marine, ovvero il Cadore, le Dolomiti, Jesolo, Caorle e Venezia. Il Fortunale si è portato via tutto ed ora qui c'è il problema nel problema, la mancanza di una polizza assicurativa. Confindifesa, che è quell'associazione che segue l'assicurazione per quanto riguarda le serre e le culture, che veniva coperta per un circa 60% del costo della polizza da organi come la Regione e lo Stato, da quest'anno ci ha detto che non è più coperta, non hanno disponibilità finanziaria e quindi la polizza dovevamo coprirla tutta noi. E purtroppo, essendo una polizza troppo onerosa per questi 5 ettari, non ce l'abbiamo fatta e quindi non siamo riusciti ad assicurarci e purtroppo è capitato il fattaccio. E a proposito di maltempo, spostiamoci in Laguna per un appello di peso, quello del primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin. I fenomeni meteo di maltempo di questi giorni, compreso il crollo di un'impalcatura a Palazzo Ducale qualche giorno fa, sono la conferma di come i lavori per la messa in sicurezza di Piazza San Marco a Venezia siano una priorità ormai non più procrastinabile. Ne è convinto più che mai il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, che dice: drammatica per avere immediatamente doversi adeguare a quello che non eravamo abituati. D'estate c'è sempre stato tanto caldo, ma il caldo di quest'anno diventa drammatico. Però insieme alla forte spinta di questo ci troviamo a grandi elementi di avere delle situazioni drammatiche. Vediamo quanti danni ci sono. Bisogna intervenire urgentemente anche per la Basilica di San Marco. Cercare di comprendere meglio come ha iniziato la Basilica di San Marco e come si può fare di più a sapere che ci sono delle cose comprensibili che devono essere realizzate. Tra l'altro però per noi le cose più importanti è avere la possibilità di riuscire a far sì che la visione nei confronti di San Marco, che ci vede sempre attenti ma anche lontani da riuscire a dire che la Basilica di San Marco è tutto a posto. Noi su San Marco stiamo lavorando tanto, però nella realtà le cose che dobbiamo fare dentro la Basilica sono tante di più di quelle che abbiamo iniziato a fare. Servono però risorse. Dovremmo spendere più di 50 milioni, che non è uno scherzo, e dovremmo fare tante cose perché la Basilica va messa in linea con i percorsi di prima, ma anche con i percorsi di domani. Ecco. Dobbiamo dire che l'impianto di illuminazione a cui stiamo lavorando dovrebbe essere già messa a regime e siamo ancora da iniziare di farlo, voglio dire. No? E allora tutte queste situazioni che il maltempo nuovo crea problematiche anche all'interno della Basilica, dappertutto, voglio dire. Quando le acque arrivano con queste spinte. La cronaca ora non sarebbe in fin di vita, anche se resta ricoverato a Padova in prognosi riservata il ragazzino di 11 anni che ieri sera a Dolo, dopo le 19, mentre era in sella, la sua bicicletta è stato travolto in via Luigi IX da un'auto guidata da un trentenne veneto. Terribile il volo del ragazzino, preso in pieno, ha sfondato il parabrezza dell'auto. Subito sul posto l'elisoccorso che l'ha portato in ospedale a Padova. Il ragazzino resta stabile, ma non sarebbe appunto in pericolo di vita. Lavoro sommerso e sfruttamento della manodopera, il bilancio delle Fiamme Gialle di Venezia. In tutta la provincia, pensate, individuati ben 180 lavoratori irregolari.
Butta fuori massaggiatrici, camerieri e operai edili. Sono 180 i lavoratori in nero o irregolari individuati dalla Guardia di Finanza di Venezia in tutto il territorio provinciale. Sotto la lente di ingrandimento degli agenti da gennaio centinaia di attività economiche e commerciali del veneziano, più di 80 ad oggi verbalizzate dalle fiamme gialle. Solo nel centro storico di Venezia e Mestre sono 87 i lavoratori irregolari individuati, 4 dei quali percettori del reddito di cittadinanza, oltre che sanzionati 40 datori di lavoro. Se ci spostiamo a Jesolo, invece, i lavoratori irregolari scendono a 4, ma sono ben 29 le assunzioni completamente in nero. Sfruttamento della manodopera e lavoro sommerso, un bilancio delle fiamme gialle che registra numeri considerevoli anche nel milanese Portogruaro. Individuati quasi 50 lavoratori in nero e verbalizzati più di 20 imprenditori. Provvedimenti anche a Caorle e San Donà, dove per un ristorante è scattata la chiusura a cura dell'ispettorato del lavoro. A Venezia dalle 23 stop alla musica nei locali, bar e ristoranti dovranno valersi di vigilantes contro schiamazzi e musica molesta sia all'interno che all'esterno del locale, al fine di tutelare la quiete e la vivibilità in alcune zone del centro storico e anche della terraferma con Mestre. E sempre alle 23 è prevista la chiusura delle attività artigianali di prodotti di gastronomia con esclusione delle gelaterie. Le zone interessate da questa ordinanza sono l'area centrale di Mestre. A Venezia sono invece quelle di Rialto, Bella Vienna, Santa Margherita e San Pantalon, fondamenta degli Ormesini e della Misericordia. È quanto prevede quindi la nuova ordinanza antimovida firmata dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. E noi adesso a Venezia ci restiamo, ma parliamo di turismo. È previsto un agosto quasi da sold out. Anche luglio si sta concludendo con ottime percentuali di occupazione nelle camere degli hotel in centro storico. Così sarà anche per il mese di agosto, un'estate con ottimi numeri dunque per gli alberghi in laguna. E se questo trend sarà confermato, il 2023 si appresta a diventare il miglior anno di sempre per il turismo negli alberghi. Previsioni positive anche per questi mesi di luglio-agosto. Luglio e agosto ovviamente sono mesi di stagione media, non di alta stagione per Venezia, la gente va in spiaggia, va in montagna, va altrove, non certo nelle città d'arte. Però in ogni caso la presenza c'è, abbiamo tassi di occupazione nei weekend che sono vicini al 90% e invece scende ovviamente il tasso di occupazione nei giorni infrasettimanali. Però agosto continuerà così naturalmente e ci prepariamo invece al grande ritorno della stagione veneziana, ci prepariamo alla mostra del cinema, ci prepariamo ai grandi eventi che ci sono sempre a settembre, che portano grandi flussi di turisti alto spendenti. E quindi settembre-ottobre sono sempre i mesi migliori. Si guarda così al futuro con ottimismo, anche se per il prossimo anno alcuni segnali mettono in guardia gli operatori. Per il 2024 c'è qualche perplessità perché alcuni studi hanno già evidenziato il blocco della spesa dei turisti europei e quindi purtroppo ci troviamo di fronte ad una situazione con un grande punto di domanda. Però intanto io dico accontentiamoci di questo momento positivo, accontentiamoci di un 2023 che si presume essere un anno storico perché ormai abbiamo oltrepassato la metà dell'anno e i risultati sono i migliori di sempre e guardiamo con speranza al futuro, speriamo che questa ondata turistica così positiva continui. Da Venezia a Chioggia, a Sottomarina in particolare, ma subito dopo la pubblicità. A fra poco. Di nuovo in diretta per andare al Lido di Sottomarina, dove sarà un'estate davvero inclusiva. Questa mattina, a tal proposito, è stato presentato un progetto dell'ULSS 3 Serenissima. Rendere la spiaggia un luogo accessibile e inclusivo, oltre che un'opportunità sociale e lavorativa per le persone con disabilità. È questo il messaggio che racconta anche quest'anno il progetto Turismo Sociale Inclusivo, ripercorso con tutte le sue novità allo stabilimento a storia del Lido di Sottomarina. Ha preso a pagaiare come se non ci fosse un domani. Regione Veneto e ULSS 3 Serenissima, un progetto che con i suoi tanti protagonisti traccia un'ampia mappatura inclusiva. Come azienda sanitaria, assieme alle aziende del San Donatese e del Rodigino, siamo state le prime aziende sanitarie del Veneto a partire con un progetto di turismo sociale inclusivo che prevede cosa? Prevede delle attività
che vengono fatte dai nostri ragazzi nelle nostre spiagge, nelle nostre attività turistiche, ma anche un progetto di inclusione sociale e lavorativo. Sono 9 ragazzi disabili che da un mese sono retribuiti per il loro lavoro nelle spiagge. Giovani come Elisa, premiati con un attestato e tanti applausi. Brava Elisa! Sto lavorando a Mulino Stucchi, faccio sala colazioni. E ti piace? Da morire. Attenzione particolare rivolta anche all'accessibilità degli stabilimenti. Daremo anche dimostrazione di nuove attrezzature che abbiamo acquistato proprio per questo progetto, come ad esempio dei sollevatori per piscina. Consegnati dall'Ustrea a 4 stabilimenti balneari di Sottomarina, innovative strutture da utilizzare in acqua per rendere autonoma o facilmente assistita l'immersione delle persone con disabilità per un'estate al 100% inclusiva. E ritorniamo a Venezia per parlare di mostra del cinema, preparativi in corso e c'è soddisfazione. Il presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicuto, è sereno. La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia non teme lo sciopero dei divi di Hollywood. È una furbacchiona, ogni tanto trova il modo di festeggiarsi per occasioni diverse, 90 anni della fondazione l'anno scorso, 80 anni, 80esima edizione della mostra quest'anno, ma l'organizzazione non è stata diversa da quella degli altri anni. C'è stata forse, per quanto riguarda il lavoro di Alberto Barbera e del comitato di selezione, una mole di film ancora più grande che è arrivata. E questo sciopero in questo momento degli scrittori, degli sceneggiatori, degli attori americani ci sta dando, diciamo, meno preoccupazioni di quelle che temevamo, ci toglie però un Poker d'assi che era il film di Guadagnino e che avevamo deciso di mostrare nella serata inaugurale, e questo ci dispiace, ma gli altri titoli ci sono tutti, mancherà qualche attore ovviamente, ma non tutti, perché penso che le produzioni indipendenti riusciranno a dialogare con il sindacato per avere la possibilità di accompagnare i film al Lido. È stato poi ultimato il percorso di rinnovamento delle sale di proiezione. Dal punto di vista logistico ci saranno i risultati degli investimenti fatti nelle infrastrutture. Prima il Comune, poi noi siamo intervenuti nelle sale dal punto di vista tecnologico, ma quest'anno ci sarà una sala Perla completamente rinnovata, una scala esterna antincendio con un ascensore che può portare al terzo piano delle conferenze stampa, dove c'è anche la sala Laguna, quindi diciamo una maggiore razionalizzazione ed efficienza per accogliere sempre più pubblico. Una mostra, insomma, che non passa mai di moda da 90 anni. Io penso che Venezia abbia, come dire, un DNA molto solido e molto originale, perché non solo è stato il primo festival, ma è anche quello che continua a mantenere la parola arte cinematografica nel titolo. Io lo so perché sono stato un produttore, so come gli artisti, gli attori, i registi vengono a Venezia, vengono con uno spirito diverso, che non è quello dell'ansia competitiva, ma è quello di ritrovarsi in una casa comune. E chiudiamo questa edizione del Telegiornale di Venezia con un vero e proprio lieto annuncio, perché Federica Pellegrini è in dolce attesa. La Divina ha confermato i rumor che circolavano da giorni con un video annuncio sui social, accompagnata dal marito Matteo Giunta. L'ex nuotatrice mostra il pancino appena accennato e scherza sul record del mondo appena perso per mano della 19enne australiana O'Callaghan, che proprio oggi ai mondiali di nuoto a Fukuoka ha vinto la gara dei 200 metri stile libero, abbassando di 13 centesimi il tempo della campionessa di Spinea, risalente a ben 14 anni fa. Ce lo riprenderemo, scrive in inglese scherzando la Divina. Questo il video social che ovviamente è diventato virale, la notizia su tutti i portali nazionali e non solo. Chiudiamo così questa edizione del TG di Venezia, contrassegnata anche questa sera dal maltempo e dai tanti danni provocati anche nelle scorse ore. E a proposito di maltempo, ci lasciamo con le previsioni del tempo. Buona serata. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Bentrovati al meteo.
L'anticiclone delle Azzorre farà la sua comparsa sul Mediterraneo, rimpiazzando completamente quello africano. Stop al grande caldo e tempo in genere buono. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 27 luglio evidenzia un ampio soleggiamento, cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso, specie in corrispondenza dei rilievi, ma senza piogge associate. Temperature stazionarie e gradevoli, minime tra 12 e 18 gradi, massime tra i 24 e i 29 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso poche novità, tanto sole con cielo in genere poco nuvoloso, possibile qualche maggiore annuvolamento sui monti. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime sui 25 e 27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà molto soleggiato. Con il passare delle ore la nuvolosità tenderà un po' ad aumentare, ma senza precipitazioni associate. Temperature minime intorno ai 13-14 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.